Allora, rieccoci insieme, no? Sono interessanti anche le chiacchierate che si fanno sempre fuori onda, perché effettivamente poi voi giustamente da casa fate le vostre considerazioni, dite sì, ma se io conto alla mano, mi prenoto un weekend alle Terme Euganee e mi arriva come conto questa cifra qui, per me diventa insostenibile. Oppure una volta potevo fare venerdì, sabato, domenica, adesso posso fare soltanto magari sabato su domenica o il giornaliero, perché questi costi così elevati? E allora se ne parlava un po' fuori onda, me ne ha parlato anche in una conferenza stampa il vicepresidente. Adesso voglio mutare la stessa domanda: cos'è che pesa sui costi? Prima leggo il messaggio: certo che in Veneto si mangia e beve molto bene e questo è riconosciuto dappertutto. Beh, per fortuna. Un'incidenza alta sui costi, però poi va a riversarsi anche sul consumatore finale, che taglia la sua vacanza drasticamente, perché tanto sappiamo che noi italiani ci hanno ridotto all'osso. Cosa vuol dire sui costi? Beh, la struttura dei costi di un albergo tipicamente è data da un 30-35% di costo del personale. Allora parliamo delle terme in modo particolare, perché Sì, è una situazione terme. molto particolare. È particolare perché noi ospitiamo il nostro cliente H24 dentro la struttura, abbiamo centri termali, centri benessere beauty, aree conferenza, ristoranti, bistrò, piscine, giardini, cioè è un albergo con una molteplicità di servizi che vanno presidiati. Quindi non è la classica come le terme di Merano, per esempio, che hanno le terme e poi gli hotel tutti circostanti che no. afferiscono le terme, Jesolo, tutti gli hotel e poi c'è il mare, la spiaggia. La destinazione, noi la definiamo in questo modo, la nostra unicità. Diffusa. La destinazione al momento la fanno gli alberghi, con i servizi che offrono al loro interno. Chiaramente offrire questi servizi ha un impatto economico sulla struttura dei costi enorme. Considerate che noi assumiamo un dipendente mediamente ogni 80.000 euro di fatturato. Potete assumere un... No, dobbiamo assumerlo per riuscire a coprire tutti i servizi che sono richiesti. Viceversa, un albergo che ha l'affitto delle camere, una buona colazione, il servizio di housekeeping, cioè la sistemazione delle camere stesse, mediamente, parlo di Padova, un'altra città, misto leisure business, può cavarsela con un dipendente ogni 350.000 euro di fatturato. Noi abbiamo un impatto che è quindi 5 volte tanto, 4-5 volte tanto. E avete difficoltà ancora a trovare personale? Resta? Il personale, devo dire che abbiamo difficoltà a trovarlo. In questo momento, se posso essere sincero, vediamo una riduzione di queste difficoltà che abbiamo trovato. Abbiamo vissuto momenti peggiori qualche mese fa. Ammetto che però l'impatto dell'apertura delle spiagge, del mare, su di noi ha un fortissimo effetto. Cioè noi dobbiamo essere in grado di accaparrarci tutte le risorse umane, il capitale umano di cui abbiamo bisogno prima della loro apertura, perché sennò è impossibile. Loro giustamente ma poi ne parlerà meglio il Presidente, sono bravissimi e hanno la capacità di offrire ottime remunerazioni per un periodo molto breve. Noi viceversa abbiamo tempi indeterminati, contratti lunghissimi, fidelizzazione enorme che dura 10, 15, 20 anni e per 12 mesi, però chiaramente a contratti ad un alto valore. Assolutamente, anche un po' piacere, insomma. Ce la giochiamo così, insomma, la partita. Ve la giocate, voi avete costi diversi o un'offerta anche diversa. Costi più compressi, nel senso che il periodo appunto è più limitato, quindi abbiamo diametralmente le informatiche opposte rispetto al collega Andrea. A volte i 4-5 mesi non siamo così attrattivi dal punto di vista del lavoro per la stagionalità, per cui la destagionalizzazione, tra le altre cose, è anche atta a allargare un po' i periodi e offrire 7-8 mesi. Esatto. Ma all'estero si fanno lavoro, queste cose e quindi allargando appunto il tempo di impiego, a quel punto là diventiamo sicuramente molto più attrattivi dal punto di vista. Come sto pensando agli eventi, perché effettivamente dal momento in cui Rimini, Riccione, ricordo qualche anno fa, Abano ormai era in chiusura totale, c'era pochissimi turisti, Jesolo non ne parliamo, cioè non c'era neanche una gelateria aperta, però c'era bel tempo. Ho detto facciamo una capatina a Rimini, un weekend, il 1° novembre, non era un periodo un po' così, a Rimini, Riccione, quell'area lì, ed c'era pieno di turisti.
avevano puntato sullo sport, Sì, per cui quello che stiamo facendo anche noi. eventi sportivi, esatto, ed era piacevole, hotel aperti, per cui anche non erano prezzi stellari, per cui erano prezzi sostenibili anche per famiglie, per cose, e con una buona offerta enogastronomica, per cui i ristoranti anche di pesce erano aperti, era tutto molto più accessibile e più tranquillo, quindi senza quell'overtouring che magari può dar fastidio anche a molti, rilassante. E allora ho mutato questa idea parlando con degli ospiti del territorio, ho detto ma perché non allunghiamo anche noi come la Riviera Romagnola che va in intasamento in certi periodi dell'anno, però poi è riuscita a dare un'offerta anche più prolungata, perché il mare c'è e agli stranieri ma anche agli italiani post-Covid qualsiasi momento di un raggio di sole è fondamentale per andare o in piscina se possono, alle terme eccetera, è vero una volta non era così, ma anche andare al mare, perché non prolungare un'offerta dando però un'apertura? È un messaggio, cara Elena, fa bene raccontare le bellezze del nostro territorio in cui tutti i suoi programmi ne siamo fieri, un Veneto doc. Grazie al nostro telespettatore. Stiamo effettivamente andando verso quel tipo di progetto. Settembre-ottobre sono dei mesi ormai dedicati ad appuntamenti sportivi che portano ricettività e per periodi abbastanza prolungati, 4-5 giorni, per cui più eventi sportivi calendarizzati a fine stagione allungano la stagione. E gli aquiloni sono stati un successo? Gli aquiloni sono stati assolutamente un successo. In apertura di stagione noi apriamo con il Beach and Kite Festival inizio aprile, un'affluenza quest'anno mostruosa. Abbiamo Ironman che settimana scorsa ha portato 3.000 atleti con tutto quello che ne consegue, la famiglia, chi è a seguito. Quindi funzionano, insomma, queste funziona cose. Sicuramente. Ci manca poco, nel senso che noi ormai fino a metà ottobre riusciamo ad offrire la città aperta. Si tratta di prolungare poi. Dicembre con mercatini e quant'altro siamo meta trattativa, mancherebbe quel mesetto e mezzo. Devo dire che la politica attuata negli ultimi anni va in quel senso di tentare di agganciare. No, ma anche il classico gennaio, febbraio, marzo, sì. Che ci sono belle giornate, la spiaggia si riempie di gente che passeggia e tutto, e per noi è difficile concepire il mare d'estate, per gli stranieri non è così, perché parli con un tedesco che viene dal centro della Germania, cioè dice ma siete fortunatissimi e quindi è fattibile. Per voi, per le terme, visto che c'è Padova vicino, qualche strategia? Ma allora, da un punto di vista, come dicevo prima, della stagionalità, al momento non abbiamo grosse difficoltà. Dobbiamo fare sintesi con l'offerta turistica del territorio, dobbiamo diventare più bravi a mettere a sistema il patrimonio culturale, enogastronomico e artistico che sta al di fuori della nostra destinazione. O gli eventi anche che sono di richiamo. Eventi importanti di richiamo, eventi importanti di territorio che diventino quella periodicità che non solo fa da richiamo ma anche fa identità, quindi qualcosa di tematizzato sul nostro stile di vita, sul nostro stile di business, quindi salute, benessere, gastronomia di un certo livello, eccetera. Come dicevo, anche dal punto di vista pratico, per fare sistema con il nostro territorio bisogna però partire dai fondamentali. Abbiamo bisogno di migliorare il sistema trasporti, sia tra le località termali e i colli e Padova. Oggi il turista ci mette, il turista ma anche lo studente, ma anche il lavoratore, ci mette dall'ora al loro eventi per arrivare dal centro Abano o centro Montegrotto a Padova. Non può essere tollerabile una cosa del genere, bisogna farcela in 20 minuti, poi che sia l'autobus su gomma e su corsia preferenziale, corsia tram, cambia poco per noi, l'importante è dare un servizio. I colli Euganei sono isolati, ci vogliono ciclabili, ci vogliono gli autobus, ci vogliono dei caroselli di mezzi che portino il turista a beneficiare di quello che c'è là fuori, perché se vengono in aereo o in treno dall'estero e non hanno una macchina, di fatto rimangono isolati nell'albergo isola, è quello che noi non vogliamo. O quello stesso della viabilità di Jesolo, però, che è lo stesso problema, una battuta, anche lì aeroporto. Oggettivamente è che abbiamo dei numeri che comunque metterebbero in difficoltà qualsiasi rete viaria, nel senso che comunque soprattutto nei weekend insomma la PIL della località porta a far sì che molto spesso ci sia qualche problema di entrata. Battuta netta, puntare su eventi tipo questo del Gourmet Festival di alto livello può servire, a voi è servito, potrebbe servire, o meglio andare sulla massa? No, secondo me può servire ma con una finalità molto attenta, non sono eventi che creano presenze, sono eventi che creano brand. Sono eventi che servono ad innalzare la percezione che il mercato, il turismo ha della nostra destinazione.
per voi? Stiamo facendo esattamente quello, nel senso che pochi eventi, prima ne facevamo 800-900 all'anno, ne abbiamo drasticamente ridotti, innalzando il livello, facendo partnership tipo quella con Radio DJ, perché alla fine del Gourmet Festival ci sarà la cena con DJ e il 27 saremo a Milano ad annunciare quello che è la partnership che continua con Radio DJ, per cui dobbiamo sicuramente ampliare un po' innalzare il livello degli eventi, farne meno ma farli sicuramente di un livello superiore. Allora, io vi ringrazio naturalmente Jesolo di essere stato qui presente con Luigi Pasqualinotto, Presidente del Consorzio Jesolo Venice, in bocca al lupo per la stagione che si apre, poi ci farà la rendicontazione e buon lavoro anche a Andrea Tezzon, nel consigliere del Consorzio Termeogani, Vicepresidente Federalberghi Abano e Montegrotto, ne parleremo ancora, ci renderete anche voi partecipi delle vostre iniziative di valorizzazione del territorio. Voi come sempre, cari telespettatori, grazie di aver partecipato, di averci seguito, la puntata la rivedete naturalmente su YouTube e anche sul web. Buon proseguimento.